Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo come di consueto dai titoli. Lettera appello indirizzata al commissario Cotticelli dagli operatori sociosanitari esternalizzati in servizio all'Annunziata di Cosenza, con la quale chiedono di non procedere ai licenziamenti. Le sezioni unite della Corte dei Conti hanno confermato lo stato di dissesto per il comune di Cosenza emesso nel luglio scorso dalla sezione regionale. L'indagine di Demoscopica sul turismo straniero in Calabria rivela flussi in crescita ma irrisori rispetto al resto del paese. La nostra regione è prima per permanenza di visitatori. Un poliziotto in servizio nella squadra mobile di Crotone è stato arrestato stamattina con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Avrebbe rivelato notizie riservate a un presunto boss. Rapina stamattina nel bar situato nel centro commerciale Campus di Rende. I malviventi hanno utilizzato la tecnica della spaccata per penetrare all'interno del locale. Un panetto di cocaina con simboli massonici scoperto dalla Guardia di Finanza a Reggio Calabria in un garage. Nell'operazione Bunker arrestato l'affittuario del locale. Conferita all'archeologo Arslan la cittadinanza onoraria di Vibo Valentia. Dal 23 ottobre al 4 novembre Rende ospiterà la seconda edizione dell'Oktoberfest Calabria. Le novità dell'edizione 2019 illustrate in conferenza stampa. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque in apertura di questa edizione del nostro giornale torniamo ad occuparci dell'avvertenza degli operatori sociosanitari esternalizzati in servizio all'Annunziata di Cosenza, l'ennesimo appello al commissario Cotticelli. Chiediamo lavoro e non sussidi è l'ennesimo disperato appello degli ex operatori sociosanitari esternalizzati della Coop Service Multiservice che operano nell'azienda ospedaliera di Cosenza a poche settimane dalla scadenza dei termini del licenziamento collettivo. In una lettera si dicono amareggiati e presi in giro perché affermano il lavoro in sanità c'è per tutti, per gli idonei, per i precari, per i somministrati, in cooperativa e non solo, c'è anche per nuovi concorsi perché in 10 anni di commissariamento e di blocco delle assunzioni hanno di fatto abbattuto servizi e posti letto per poter far fronte alle carenze consolidate e che il servizio sanitario aspetta da un decennio per poter riattivare servizi e magari progettare nuove prestazioni. Il loro appello è rivolto al commissario ad acta Saverio Cotticelli affinché si ravveda e blocchi i licenziamenti. Non capiamo il motivo di tanta inaspettata chiusura da parte del commissario, scrivono, ma confidiamo in lui affinché possa fermare i licenziamenti. Siamo pronti a nuove proteste e nuove iniziative più incisive, concludono poi. Noi non vogliamo sopravvivere, ma vogliamo vivere. Le sezioni unite della Corte dei Conti hanno confermato lo stato di dissesto per il comune di Cosenza emesso nel luglio scorso dalla sezione regionale. Le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno confermato la deliberazione di dissesto emessa dalla sezione regionale nel luglio scorso. Lo riporta una nota del Comune di Cosenza diffusa dal portavoce del sindaco. Gli sforzi compiuti per ripianare il deficit e i debiti ereditati dal passato, prosegue la nota, e che l'amministrazione Occhiuto aveva di fronte già all'insediamento nel 2011 attraverso un piano di riequilibrio pluriennale, non sono stati reputati sufficienti per il miglioramento dei conti comunali, il cui stato di dissesto fu certificato dalla deliberazione della Corte dei Conti numero 97 del 2012 a seguito dell'esame del conto consuntivo del 2010. Come è noto, l'ente è stato gestito nel corso di tutto il mandato del sindaco Occhiuto in una situazione di predissesto che rappresenta nella sostanza una forma alternativa di ripianamento che era stata intrapresa per far fronte alla situazione ereditata di conclamata deficitarietà. Nonostante l'impegno profuso in termini di taglio della spesa e di riduzione della mole debitoria, la sofferenza finanziaria dovuta al non raggiungimento degli obiettivi di riscossione che erano stati prefissati ha determinato la sostanziale conferma del dissesto dichiarato nel 2012. I numeri presentati alle sezioni riunite della Corte dei Conti, accompagnati con i relativi documenti contabili, hanno comunque certificato il miglioramento dei dati contabili rispetto al 2010. Tale miglioramento non è stato però ritenuto idoneo ad evitare il dissesto. È importante sottolineare, continua la nota, che essendo il Comune di Cosenza già in predissesto non vi sarà
avrà alcuna conseguenza per i cittadini, soprattutto in materia tributaria, essendo le aliquote già stabilite nella massima misura sin dall'anno 2010. Il dissesto prevede esclusivamente la gestione straordinaria delle passività al 31/12/2018, non influendo sulla gestione ordinaria dell'ente, che dovrà comunque continuare nell'ottica di riduzione della spesa e miglioramento delle riscossioni per il miglioramento dei conti. Le cause del dissesto sono ancora da ascrivere a tempi nettamente superiori ad una consiliatura. I mali della città di Cosenza hanno origini antiche e coinvolgono esperienze che in passato sono state lette come attente e illuminate, e invece oggi si scopre che non è così. Il dissesto è una sommatoria di errori di gestione commessi in anni in cui tutto sembrava lecito e ben fatto. Adesso, come spesso accade in questi casi, si paga il conto. Ma quali saranno le conseguenze sul piano operativo? Presto detto, arriverà una triade di funzionari pubblici che andrà a comporre il previsto organo straordinario di controllo. Quest'ultimo si occuperà di liquidare il pregresso attraverso una serie di misure che comporteranno una sensibile diminuzione dei servizi e l'accensione di mutui destinati ad assolvere alle pretese dei creditori. L'amministrazione sarà tenuta a cominciare da capo, previa l'approvazione di un bilancio di previsione stabilmente equilibrato, per come previsto dall'articolo 259 del testo unico degli enti locali. Uno dei problemi più rilevanti sarà quello che l'ammortamento dei mutui graverà sulle future gestioni. Il dissesto, specie quando questo colpisce una grande città come Cosenza, peraltro impegnata in progetti trasformativi di portata milionaria. Toccherà al sindaco adesso il compito di perfezionare la deliberazione consiliare del dissesto. Insomma, adesso bisognerà ricominciare con occhio attento, molto attento, ai conti. Parliamo adesso di turismo. Solo un turista straniero su 100 sceglie la Calabria, il dato peggiore contenuto nel report sul turismo redatto da Demoscopica. La nostra regione però è prima per la durata della permanenza dei vacanzieri. Ammontano a più di 2 milioni le presenze straniere in Calabria nel 2018. Detta così potrebbe sembrare un dato più che positivo, ma spulciando i numeri pubblicati nell'indagine demoscopica si scopre che l'incidenza percentuale su base nazionale della nostra regione equivale allo 0,5. In effetti i turisti transitati nello scorso anno nelle località della Calabria sono stati 339.000 e se è vero che si è registrato un incremento di arrivi, si tratta di numeri irrisori rispetto a quelli registrati in altre aree del paese. Se in Veneto su 100 turisti 65 sono stranieri, la percentuale scende a 19 in Calabria, un valore di molto inferiore anche a quello di altre regioni del sud come Sicilia e Campania, che vantano 46 turisti stranieri su 100. L'indagine demoscopica rivela però anche un punto di forza della nostra regione, capace di trattenere più a lungo i turisti, in media per 6 giorni, quasi il doppio della media nazionale. La Calabria ha la medaglia d'oro rispetto a questo parametro, a questo indicatore. Ogni turista straniero genera mediamente 6 notti. Il dato nazionale è di poco più di 3 notti, quindi un dato sorprendente e estremamente interessante se si vuole misurare appunto il potenziale dell'incoming internazionale per l'immediato futuro. I risultati dell'indagine spingono a pensare che lavorando sul comparto si possa ottenere un incremento di 172.000 arrivi e far crescere la spesa generata dal turismo straniero, pari oggi a 193 milioni, di oltre 130 milioni di euro, soltanto pareggiando l'incidenza registrata attualmente nel Mezzogiorno. Occorre a mio avviso centrare l'attenzione e la strategia di promo-commercializzazione in alcune aree che sono ben più fidelizzate, quindi non a pioggia, non in maniera sparpagliata e complessiva e generalista, ma in alcune aree. Penso per esempio alla Russia, alla Polonia, all'Inghilterra, alla Germania, che rappresenta uno zoccolo duro. Per esempio in termini di spesa turistica Stati Uniti, Germania, Argentina, Svizzera, Francia e Inghilterra rappresentano il 70% della spesa turistica generata in Calabria. La cronaca adesso in manette a Crotone, un sovrintendente della Polizia di Stato, l'uomo 52 anni accusato di concorso esterni in associazione mafiosa. Il poliziotto infedele avrebbe agito per denaro, secondo quanto rivelato nel corso della conferenza stampa. Arrestato anche un noto pregiudicato della cosca del Crotonese.
avrebbe rivelato notizie riservate a un presunto affiliato della cosca di 'Ndrangheta di Papanice nel Crotonese, arrestato dagli stessi colleghi un sovrintendente della Polizia di Stato, 52 anni, già in servizio nella squadra mobile di Crotone. Massimiliano Allevato dovrà rispondere di concorso esterno in associazione mafiosa e rivelazione di atti coperti dal segreto d'ufficio con l'aggravante della modalità mafiosa. Ma come si è arrivati a scoprire la doppia vita del poliziotto infedele? Quello che abbiamo potuto certificare è praticamente a seguito di un'operazione che è stata svolta a dicembre dello scorso anno, l'operazione Tisifone su Isola Caporizzuto, che ha portato all'esecuzione di un fermo nei confronti di 23 soggetti. In quel frangente uno dei soggetti si era reso irreperibile. Sulla scorta delle perquisizioni fatte era stato ritrovato un cellulare appartenente al soggetto che non era al momento presente presso la sua abitazione, e dall'analisi del cellulare abbiamo potuto verificare che c'erano dei messaggi intrattenuti appunto con il poliziotto. Di conseguenza è stata fatta un'analisi di questo cellulare che ha fatto emergere una serie numerosa e nutrita di questi messaggi, che quindi hanno in qualche modo consentito, sulla scorta anche di alcune dichiarazioni che sono state rese da alcuni collaboratori di giustizia, di poter certificare questa infedeltà da parte del collega e quindi questa rivelazione di segreto d'ufficio, contribuendo appunto a favorire la cosca. Movente economico per l'ormai ex sovrintendente di polizia, secondo quanto reso noto nel corso della conferenza stampa. Operazione quella di oggi, in cui è finito in manette anche un noto pregiudicato della cosca del Crotonese, Francesco Monti, a cui è stata contestata l'associazione mafiosa. È un soggetto noto che è già stato condannato per lo stesso tipo di reato a diversi precedenti, ha scontato una pena nell'ambito dell'operazione Heracles Perseus ed è stato poi anche sottoposto a una sorveglianza speciale. Ha un rapporto di parentela molto stretto con alcuni esponenti della cosca di Papanice e quindi è sicuramente un elemento di primo piano. Rapina questa mattina nel bar situato nel centro commerciale Campus di Rende. I malviventi hanno utilizzato la tecnica della spaccata per penetrare all'interno del locale. Vetri rotti, sedie a terra, scaffali vuoti, irriconoscibile il Bounty. Questa mattina sono stati i dipendenti del bar-ristorante situato all'interno del centro commerciale Campus in contrada Cutura a Rende, situato sulla strada statale 107, a scoprire quanto accaduto nella notte e avvisare i carabinieri. I malviventi sarebbero entrati in azione, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, dopo le 3 del mattino, utilizzando un'auto a forte velocità per sfondare la vetrina blindata. Rubate le sigarette e l'incasso delle slot machine, la cui sala è attigua a quella del bar. I danni sono ingenti. Dalle telecamere di videosorveglianza potrebbero arrivare elementi utili alle indagini. In mattinata si è lavorato sotto un cielo grigio di nuvole dopo i rilievi per rimettere in ordine i locali. Un panetto di cocaina di oltre 1 chilo con impressi simboli massonici è stato scoperto dai finanzieri a Reggio Calabria. Nel corso dell'operazione denominata Bunker è stato sequestrato anche un vero e proprio arsenale. Il fiuto del cane antidroga non sbaglia all'interno del borsone. I finanzieri trovano la droga, un panetto di cocaina di oltre 1 chilo con impressi simboli massonici, una squadretta, un occhio e un compasso, sul significato dei quali sono in corso ulteriori indagini. Nel bunker, così si chiama l'operazione del comando provinciale della Guardia di Finanza e Riva allo Stretto, rinvenuti anche fucili, pistole e 500 cartucce, tutto occultato all'interno di un garage a Reggio Calabria. Il locale ubicato nel centro della città, riconducibile a un 31enne che è stato arrestato. L'uomo è l'affittuario del locale, il proprietario risulta estraneo ai fatti. Pochi metri quadrati in cui sono stati ritrovati, oltre alla sostanza stupefacente, 2,5 kg di esplosivo, 2 pistole mitragliatrici, 6 fucili da caccia, un fucile a canne mozze, 4 pistole semiautomatiche e una a tamburo.
tamburo, un vero e proprio arsenale. A chi erano destinate le armi e soprattutto il loro uso, a cosa era finalizzato, i simboli sul panetto di cocaina. Che scenari investigativi aprono? A queste e altre domande daranno risposta gli inquirenti che hanno avviato accertamenti dopo il sequestro delle armi, della droga, dell'ingente quantità di esplosivo. Le altre notizie di cronaca adesso nei nostri 100 secondi. È di un morto il bilancio di un nuovo tragico incidente stradale questa mattina in provincia di Cosenza. A perdere la vita un 49enne di Spezzano della Sila alla guida di una Ford Fiesta. L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo che si è ribaltato in contrada Boccalupo a Luzzi. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. Ha violato il divieto di avvicinamento all'ex moglie prelevando con la forza il figlio minore affidato alla nonna per poi recarsi sul luogo di lavoro della donna dove ha minacciato di uccidere lei e il bambino e poi suicidarsi. Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro per maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi. La donna, spaventata, è corsa in auto per recarsi dai carabinieri mentre lui, nel tentativo di bloccarla, è salito sul cofano della vettura. Giunta in caserma, la vittima ha denunciato l'ex coniuge che nel frattempo l'aveva nuovamente raggiunta. Nonostante la presenza dei militari, l'uomo ha continuato a minacciare di morte l'ex moglie. Un incendio ha danneggiato nella notte a Squillace e nel Catanzarese l'area esterna di un'attività commerciale Brico Ok adibita ad esposizione di articoli da giardinaggio. Sul rogo sono in corso accertamenti, non è esclusa la pista dolosa. Il lavoro dei vigili ha evitato che le fiamme si propagassero all'interno del capannone. Indagini in corso per stabilire l'esatta natura dell'incendio. Cumuli di ghiaia scavati abusivamente nell'alveo del fiume Neto sono stati sequestrati a Rocca di Neto dai carabinieri forestali che hanno denunciato in stato di libertà un imprenditore. Conferita all'archeologo Arslan la cittadinanza onoraria di Vibo Valentia. È il 13 settembre 1969, quando nel corso di scavi archeologici condotti da Ermanno Arslan, in una delle tombe della necropoli greca nel sottosuolo di Vibo Valentia viene ritrovata una laminetta d'oro che si dimostra essere orfica. La scoperta è di straordinario valore storico perché questa offre il più antico, il più lungo ed il più importante testo e chiarisce definitivamente ogni dubbio sui riti orfici. Esattamente 50 anni dopo, il Consiglio Comunale di Vibo Valentia in seduta straordinaria conferisce la cittadinanza onoraria ad Ermanno Arslan. Con l'autorevolezza del Consiglio Comunale, che è la rappresentanza della città, all'interno di questa seduta convocata appositamente, una seduta straordinaria di Consiglio Comunale aperto, conferiremo la cittadinanza onoraria ad Ermanno Arslan. Quale riconoscimento formale, ma ancor prima direi sostanziale, di un rinvenimento che ha portato Vibo Valentia agli onori della cronaca nazionale e direi mondiale. La laminetta orfica è un prezioso reperto che è custodito all'interno del nostro museo e che per la sua valenza ed importanza straordinaria è paragonabile ai bronzi di Riace. Storico, numismatico e archeologo di fama internazionale, Arslan è una figura centrale nel mondo museale italiano. La sua carriera di studioso è stata dedicata agli studi di archeologia e alla valorizzazione di numerosi siti e campagne di scavi che hanno avuto in Vibo Valentia uno dei siti principali. Me lo sentivo forse 50 anni fa, quando sono arrivato qui. Mi sono trovato, si può dire, una banalità, a casa mia. E mi sono trovato circondato da un mondo, da frotte di amici che aumentavano di anno in anno, amici carissimi, adesso mi basta ricordare Vincenzo Nusdeo fra questi, mi sono detto ma mi sarebbe piaciuto essere vibonese e lo divento. Grazie. 12 giorni di festa e divertimento. A Rende torna la seconda edizione dell'Oktoberfest dopo il successo dello scorso anno. Tante le novità, noi abbiamo seguito la conferenza stampa di presentazione dell'evento.
24.000 metri quadri di festa per tutti. A Rende torna la seconda edizione dell'Oktoberfest. Da mercoledì 23 ottobre fino al 4 novembre la Calabria entra nel circuito del collaudato format, certificato ufficialmente dalla multinazionale Paulaner di Monaco di Baviera. Lo scorso anno un successo quasi insperato, ma quest'anno l'obiettivo è arrivare oltre. È stato un successo straordinario, inaspettato, anzi al di là delle nostre aspettative l'anno scorso, ma è stato frutto anche un po' della incoscienza di questo gruppo di 5 amici, perché definirci soci mi suona strano, visto che siamo amici di infanzia, e quest'anno però il successo ottenuto l'anno scorso ci carica molto di responsabilità. L'Oktoberfest è anche un momento di formazione per gli studenti dell'Unical. 10 di loro avranno l'opportunità di vivere appieno l'evento ai fini di studio. Abbiamo ritenuto che l'evento valga assolutamente l'opportunità formativa, per cui abbiamo ringraziato gli organizzatori e abbiamo dato la massima disponibilità. Quindi un gruppo di nostri studenti avranno l'opportunità di fare questa attività di stage che gli varrà ai fini curriculari e che verrà integrata da attività di ricerca sul tema dell'Oktoberfest che verrà fatta all'interno dell'università. Una festa inclusiva per far divertire tutti, grandi e piccini. Il nostro motto, una festa per tutti e tutti in una festa, proprio questa è la verità. Noi pensiamo sempre al sano divertimento, alle famiglie con le giostre, con il menù destinato ai bambini. Non è vero che è solamente una festa dedicata alla birra, è dedicata alle famiglie. Un evento che si apre a tutta l'area urbana. Rende si presenta come la città degli eventi, ma eventi che contagiano l'intera area urbana. Riteniamo importante che l'area urbana sia insieme nel veicolare e promozionare iniziative di marketing territoriale come quella dell'Oktoberfest, che veicolano tantissime presenze provenienti anche da fuori regione e che certamente utilizzeranno l'Oktoberfest, ma daremo poi la possibilità di visitare i tanti luoghi belli che il nostro territorio offre. E adesso le previsioni del tempo. A seguito della traslazione delle perturbazioni che ha interessato il nord Italia, si attiverà per la giornata di mercoledì una modesta instabilità a carico dei versanti tirrenici della Calabria. Seguirà un generale miglioramento con l'ennesima fase di tempo stabile in questo scorcio d'autunno. Domani ampi spazi soleggiati al mattino, nuvole in parziale aumento da metà giornata sui rilievi, specie di Serre Vibonesi e Spromonte, con possibilità di isolati brevi piogge. Velature sparse sul Crotonese, sereno poco nuvoloso altrove. Temperature stazionarie. Domani venti deboli da maestrale sul Tirreno con mare poco mosso. Deboli settentrionali su Ionio Cosentino e Crotonese con mare quasi calmo o poco mosso. Deboli direzione variabile sul resto dei settori ionici con mare calmo o quasi calmo. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.